Ma buongiorno e benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Oggi non è che ci sia tanto sole, ma dopo un mese di pioggia, almeno perlomeno diciamo non piove, ecco, finalmente possiamo usare per la seconda volta la Tigerona. Eccola qua in tutto il suo splendore. Cosa ci dice? 11 gradi, quindi dai, non fa neanche tanto freddo. Quindi adesso carico mia moglie, primo giro in doppio ufficiale sulla Tigerona col bel bauletto qua dietro. Andiamo a fare shopping, così dopo le borse le ficchiamo qua, Che tattica, così facciamo contenta la moglie, contento io che uso la Tigerona. Andiamo a farci un giro veloce perché ovviamente c'è il bimbo che ci aspetta, Luna, dobbiamo andare a prenderla all'asilo, quindi poche orette, giretto breve ma intenso, dai. Accendiamo. Ma che oh! Va ancora in moto, direi, visto che era un mese ferma, è già tanto. Eccola qua in tutto il suo splendore con questo bel faro aggressivo, mamma mia che spettacolo, la Tigerona signori, spettacolo. E comunque ho comprato le barre paramotore, come vi ho detto nello scorso video, che andranno a coprire il carter e questa parte di carena, ovviamente da entrambi i lati. Devo ancora montarle, ormai aspetto di fare il tagliando di 1000 km, vado dai miei amici di RS Moto, così me le montano direttamente loro, anche perché sicuramente se mi metto a fare io sta roba qua mi cade mezza moto, sono sicuro, meglio evitare. Madonna di Dio! Eccola. Primo giro in doppio ufficiale. 12 gradi. Beh dai, bene, non fa freddo. Poi abbiamo le manopole riscaldate qua, cupolino alto che ci protegge. Ti metterò il maniglione riscaldato, non so. Certo, ti scaldo io. Assolutamente no. Controlla che non voli qua il bauletto. Ah, è vero, quando abbiamo fatto il test ride in doppio l'abbiamo provata senza bauletto e già si era trovata benissimo. Con il bauletto, amore, senti un bel appoggio, insomma. Ma come inclinazione del bauletto va bene così? Perché ho sentito nel gruppo della Tiger 1200 qualcuno lamentarsi dell'inclinazione del bauletto, perché con lo schienalino va, diciamo, a battere sulla spina dorsale della zavorina, non essendo proprio dritto, è un po' inclinato con la piastra, ma hanno risolto mettendo degli spessorini di gomma, volendo, insomma, si adatta e diventa un po' più dritto, ecco, più comodo. Insomma, mia moglie è contenta. Bene, macchina di là, macchina di su, macchina di giù. Allora signori, come la va? Buon anno, auguri a tutti. Come siete? State continuando a usare la moto? Vedo gente in Sicilia con 20 gradi, maledetti, vi invidiamo poco, poco. Qua in Friuli non è che faccia freddissimo, anzi temperature abbastanza altine, e neve non ce n'è, o meglio poca in montagna, però insomma ha piovuto quasi un mese, come vi dicevo nei scorsi video, portata a casa la Tigerona, messa in garage e lì è rimasta, neanche andarci a lavorare, purtroppo. Oh, il primo ciclista del 2023, maledetto! Così, giusto per inaugurare l'anno. No dai, buon 2023 anche ai ciclisti, poverini, dai, su. Comunque, mentre andiamo a fare shopping io e mia moglie, svisceriamo magari l'argomento moto d'inverno. Voi cosa usate? Guanti riscaldati, calzini riscaldati, mutande riscaldate, casco riscaldato? Sì, qua vi va un caricabatterie per tutto, insomma. Vabbè, a parte gli scherzi, io non ho niente di riscaldato per il momento, se non le manopole, come dice mia moglie giustamente. Adesso non le ho accese, ci sono 10 gradi e i paramani della Tigerona fanno il loro sporco lavoro, si sta benissimo. Comunque, insomma, eventualmente io ho le manopole riscaldate. Potevo prendere anche come optional la sella riscaldata per me e mia moglie, però sinceramente d'inverno non giriamo tanto. Ma poi il sedere sinceramente non è che ne soffro tanto io di freddo, ecco, gambe, sedere, più mani e piedi, ecco, quello sì. Per i piedi basta mettere un bel paio di cazzettoni da sci, oltre a quelli normali, stai da Dio, cioè non hai problemi. Sì, ok, non sarà come avere quelli riscaldati, ma insomma.
per le mani appunto c'è chi usa le mofole per i viaggi lunghi, e quello vabbè magari ci sta. Io appunto le manopole riscaldate si è a posto. Sì, per la questione della sospensione assicurazione dipende, no? Appunto se vivete al nord e vi nevica ogni anno, beh, ci sta a sospenderla. Però tipo io che abito diciamo zona Udine, ecco, non proprio in montagna, in Friuli, e non nevica da anni ormai a queste altitudini, c'è solo un po' di freddo, ecco, quindi si può tranquillamente tenere accesa l'assicurazione senza fastidi, ti vesti bene, ti fai anche il giretto per andare a bere un caffè, una birretta rigenerante con gli amici, sì, niente di impegnativo, però insomma almeno muovi la moto, non muori di nostalgia durante il periodo invernale. Dopo, come dicevo prima, c'è chi abita in Sicilia, Calabria, insomma Sud Italia, ed è come fosse estate, vedo gente fare il bagno, beati voi. Vai Tagherona, vai con i tuoi 150 cavalli. Comunque se volete andare in giro d'inverno vi do io la soluzione, compratevi una bella turistica. No, fai mona. A parte gli scherzi, posso portarvi il mio esempio che avevo una Naked e girare d'inverno con la Z era veramente terribile, proprio tutta l'aria che ti arriva addosso, anche se ti vesti bene ragazzi. Non è facile. Devi essere veramente coraggioso, E adesso con la Tagherona, questo è il secondo giro che faccio in inverno, adesso siamo agli inizi di gennaio e si sta da Dio, non ti arriva aria, hai le mani riparate dai paramani, insomma sei comodo, tranquillo, rilassato. Anche la guida ne risente, perché ovviamente sei freddo, sei tutto rigido. Sulla Naked ti sentivi proprio rigido alla guida ed è pericoloso, invece così con una bella turistica, maledetti, in tre con le loro tutine sgargianti, maledetti, scherzo. No, ma stavo dicendo, ti cambia totalmente girare con la turistica d'inverno, tutto un altro andare ragazzi, ti cambia veramente tanto. Cosa che cambia girare d'inverno è forse che prendi la cioccolata rigenerante calda invece che la birretta rigenerante, un bel tè caldo rigenerante, sì, insomma quando ti fermi vuoi scaldare un pochino. Ci sta, dai. In inverno facciamo un po' i bravi, dai, evitiamo la birretta, magari la sera a casa al caldo, ecco, quella sì. Recuperiamo la sera. Comunque vi confermo che la Tagherona ha una bella protezione aerodinamica, per chi fosse interessato, ne risenti solo sulle spalle, ecco, ti arriva leggermente qualcosina, perché il cupolino non è larghissimo come quello del GS per esempio, però testa, casco, petto sei veramente super isolato, si sta di lusso. Ecco, per esempio mia moglie adesso le ho chiesto com'erano le chiappette, ha detto no dai, si sta bene, perché non fa tanto freddo, vi ripeto, sono 10 gradi. Ecco, mi ricorda che ha solo jeans sopra, non ha tuta termica, non ha niente sotto, solo jeans. Quindi dai, girare d'inverno dipende anche da voi, se siete super freddolosi un conto, dipende quanto sopportate, ecco. Capisco anche che non è per tutti, c'è anche chi proprio per principio di sicurezza non vuole girare, perché appunto ovviamente c'è l'umido, c'è un po' di ghiaccio magari, se raggiungono temperature i posti dove abitati abbastanza estreme, poi magari non so, buttano il sale, già il brecciolino c'è sempre anche d'estate, figuriamoci d'inverno. Sì, si sa che bisogna andare piano se si gira anche nella brutta stagione. Ecco, tipo come questo che va a correre d'inverno, ho visto gente correre sotto la pioggia pochi giorni fa, cioè state male, è andato un po' di meno invece di andare a correre in pieno inverno con la pioggia. Bene ragazzi, siamo arrivati al punto di shopping, perché mio amore compie gli anni tra poco, facciamo gli auguri in anticipo. Auguri amore mio, auguri. Così, tac. Bene, la Tagherona per questo video easy busy è tutto. Un saluto a mia moglie, ancora auguri.
E niente, attenzione, moto, c'è chi va in moto anche d'inverno come noi. Spero che l'argomento vi sia piaciuto, scrivetemi sotto nei commenti se anche voi andate appunto in giro in inverno, non so, spendete l'assicurazione, come vi vestite eccetera, come combattete il freddo, e ci vediamo al prossimo video e come sempre buona strada, ciao!